Big match nel girone C di seconda categoria, il Torbella arriva a San Bernardino a punteggio pieno, giornata che sarà difficile per la capolista, il tiro alto di Cotorno ne è sinistro presagio. La gara infatti si sblocca a favore della Rivarolese al 10° minuto, corner da destra sul secondo palo, sbuca la testa di Cannizzaro e gli uomini di Sorbello trovano il vantaggio. Non cambiano praticamente gli interpreti sul calcio d'angolo successivo, un tracciante velenoso di Mieneo attraversa tutta l'area, il Sambe reclama per una posizione ancora di Cannizzaro, il difensore è considerato regolare e serve così a un'importante doppietta personale. Il doppio vantaggio è una mazzata, la prima immagine della ripresa di Alessandro Vaccari è quella che porta la riva dal dischetto per questo atterramento in area di rigore. Ndoye si procura e trasforma il penalty che incanala i 3 punti verso i padroni di casa. Il San Bernardino di Mangini però reagisce e riapre l'incontro con Combeirati. La gara rimane in bilico per qualche minuto in cui si contano 2 occasioni per la Rivarolese. Sulla prima è mostruosa la parata dell'estremo ospite, sulla seconda un attaccante locale Cincischi nell'area piccola e un diagonale della capolista che termina a fil di palo. A mette la parola fine ci pensa Caroglio che alla mezz'ora controlla un cambio gioco da destra a sinistra e col mancino fulmina l'estremo avversario. Ultima emozione a 5 dal termine, punizione ospite su cui c'è un tocco di mano in barriera, secondo rigore di giornata e secondo gol dal dischetto, questa volta di Gargano, è la rete che fissa il definitivo 4-2. San Bernardino perde partita, imbattibilità e primato, ora davanti c'è la Dinamo Santiago, la Rivalorese sarà al terzo posto a 2 punti dalla nuova capolista.